Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova edizione del Futsal Sassuolo TG. La prima squadra è tornata alla vittoria nella sfida casalinga contro Equipo Futsal Crevalcore. La squadra di mister Aguzzoli ha confezionato un ottimo primo tempo, chiuso con il punteggio di 3-0. Nel secondo poi ha amministrato fino al 5-2 segnato a 2 minuti dalla fine. Qui gli ospiti hanno trovato 2 reti, di cui l'ultima a 9 secondi dalla sirena, ma ormai era troppo tardi per riprendere la partita. A Casalgrande termina 5-4. Il Futsal Sassuolo, dopo 2 pareggi, torna a conquistare i 3 punti e lo fa davanti al proprio pubblico. Mattatore di giornata è Antonietti, a segno con una tripletta. Le altre reti sono state segnate da Terranova e Vitor Purezza. La situazione in classifica resta invariata, con i neroverdi che occupano il terzo posto e le principali avversarie che hanno mantenuto il proprio rendimento. Parliamo ora del settore giovanile con l'Under 19 regionale. Infatti è uscito il calendario definitivo del campionato, composto da 6 squadre. Oltre al Futsal Sassuolo ci sono San Marino, Aposa Bologna, Cesa Gatteo, Original Celtic Boys e Città del Rubicone. Il campionato sarà diviso in 2 fasi. Nella prima le squadre si affronteranno in gara di andata e ritorno, mentre nella seconda fase, sempre a giro unico, le squadre si incontreranno tra loro in gare di sola andata. I punti delle 2 fasi si sommeranno al termine della seconda fase. La squadra prima classificata sarà campione regionale Emilia-Romagna e accederà alla fase nazionale di competenza della divisione Calcio 5. Parliamo ora dei prossimi appuntamenti. Il primo impegno sarà questa sera con la femminile impegnata nel campionato CSI. A San Prospero andrà in scena la seconda giornata contro Modena Cavezzo Futsal. Sabato doppio appuntamento a Rimini alle 15 con la prima squadra impegnata al Palasport Flaminio contro Rimini Calcio 5 e alle 21 con l'Under 19 che esorderà nel campionato di categoria contro il San Marino. Infine domenica ci sarà l'esordio assoluto nel campionato FIGC della femminile, una storica prima volta che vedrà le neroverdi impegnate contro Futsal Molinella. In realtà il campionato è già iniziato, ma nel primo turno la squadra di mister Lolli ha avuto il turno di riposo. In sovraimpressione potete notare la classifica. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il nostro sito sempre aggiornato o visitare le altre nostre pagine social. Con questo è tutto, vi ringrazio per la visione, ciao!